Buonasera a tutti ragazzi, quindi facciamo subito un aggiornamento a volo per il meteo per domani. Quindi perlomeno dalla cartina ragazzi che adesso ho scattato la foto, domani non ci saranno piogge, per domani diciamo che secondo me subito diciamo dalla foto pochissime piogge, ma forse qualche cosa, ma non credo. Però controlliamo sempre regione per regione, quindi vediamo se ci sarà qualche pioggia da qualche parte, anche se dalla cartina che ho scattato la foto da satellite non sembra, però ci possono essere nuvole, qualche cosa così, quindi diciamo andiamo regione per regione come facciamo sempre, quindi andiamo in Valle d'Aosta dove domani sarà soleggiato, 6 gradi, 14 gradi. Poi andiamo subito in Piemonte, soleggiato, 4-12 gradi. Poi, ciao Diego, poi andiamo in Liguria, per lo più nuvoloso, però porta precipitazioni al 20%, 10 gradi, 13 gradi, quindi diciamo che le temperature sono un pochino già più alte rispetto alla settimana scorsa. Ciao Ambra, buonasera. Poi in Lombardia 4-12 gradi soleggiato. Sì, sono andato da mio fratello, la verità dico che diciamo sono andato a trovare i miei nipoti, quindi ho fatto un pochino tardi, diciamo così. Quindi ho preferito ho lasciato acceso il cellulare per fare ho fatto la diretta più lunga stasera. Quindi in Trentino Alto Adige meno 2,7 gradi, parzialmente nuvoloso, anche se le precipitazioni qua stanno a zero, quindi non dovrebbe piovere. Poi andiamo in Veneto. Ciao Francesco, no, mi è inviata la liena. Ciao, buonasera signora Grazia, buonasera. Sì, sì, in Veneto parzialmente nuvoloso, 4 gradi, 9 gradi, quindi ma secondo me non pioverà da nessuna parte. Friuli Venezia Giulia, qua stiamo ad Avocatella, parzialmente nuvoloso, 0 gradi, 11 gradi, precipitazioni 10%, quindi è 0 fino a... Andiamo in Emilia Romagna e qua si mangia bene, ragazzi, perché ci sono state un sacco di volte, si mangia buono, ok? In Emilia Romagna, 6 gradi, 13 gradi, parzialmente nuvoloso. Sì, sì, ho visto, Diego. In Toscana, vediamo che tempo fa. Ecco qua, l'abbiamo trovato la pioggia. Io come ho detto buonasera, Ambre. Io ti ho detto prima, forse io ti ho risposto, secondo me non hai sentito, eh. Quando, guarda, rivedi il video e poi vedi che ho ragione io. Io ho salutato, ho detto ciao Ambro, ciao Francesco, quindi mi ricordo, quindi se rivedi il video vedi che ti ho salutato. Sì, dopo controllo, Diego, perché adesso ho fatto a volo sto aggiornamento per il medico, non l'avevo fatto. Quindi diciamo in Toscana rovesci, 11 gradi, 14 gradi, quindi in Toscana ci potranno essere dei rovesci, anche se precipitazioni 40%, quindi in qualche zona pioverà, in qualche altra no, sicuramente. Poi in Umbria, vediamo, vedo nuvoloso, difatti è nuvoloso, 9 gradi, 13 gradi. Però precipitazioni, ciao Olivia, il 20%, quindi sicuramente. Oh, avvocate, andiamo nelle Marche. Nelle Marche, ciao Giustina da Treviso. Buonasera pure a te. Allora, nelle Marche 9 gradi, 15 gradi, parzialmente nuvoloso. Andiamo in Abruzzo, qua fa sempre freddo, meno 1, 12 gradi, soleggiato. Vediamo Molise, per lo più soleggiato, 6 gradi, 13 gradi. Poi andiamo nel Lazio, vediamo nella capitale che tempo fa. Buonasera signora Carla. Allora, nel Lazio ci sono precipitazioni sparse, 40% sempre di percentuale, quindi un po' di qua, un po' di là. Quindi 4 gradi, 9 gradi, quindi qua fa un po' freddino. Quindi andiamo in Campania, da me vediamo che succede qua. La fortuna vuol dire che piove pure domani. No, meno male. Per lo più nuvoloso.
9-13 gradi, quindi ci siamo salvati. Sì, sì, la faccio la notturna, sì, sì. Tanto, oramai la farò fino alla fine. O lo becco, Franci, quindi non mi interessa. Allora, in Puglia dalla signora incoronata 5 gradi, 15 gradi, parzialmente nuvoloso. Ok. Poi in Basilicata, vediamo qua che succede, 4-12 gradi, parzialmente nuvoloso. A Calabria, sì, si dice, ha già beccato. In Calabria parzialmente nuvoloso 7-10 gradi. Andiamo in Sicilia, ecco qua signora. Mi pare che sarà per lo più nuvoloso. Grazie Francesco, manda a me, è un miracolo, no? Allora, in Sicilia per lo più nuvoloso 3-14 gradi, però precipitazioni a 10%, quindi quasi nulla, quindi stiamo tranquilli. Andiamo nell'ultima regione. Sardegna per lo più nuvoloso, 8 gradi, 17 gradi. Quindi diciamo qua fa sempre caldo al finale, quindi diciamo è così. Quindi ragazzi, la fine un po' di pioggia qua di là, ma nulla di che. Diego, il virus, Diego, attenzione, io ho la tosse, quindi Diego, fa attenzione al virus. Vabbè, sto scherzando, Diego, ma tutti quanti quando hanno la tosse incominciano a tenere paura. Dicevo che è arrivato un virus. Tutti quanti mo con sta mania del virus, gli tengo fame, te pareva, ma ne mangiate? Franci, sono le 9:37 minuti. Io non credo che tu non abbia mangiato. Non hai cenato, Franci, oppure è una ricaduta. Diciamo che hai mangiato e ti ne hai dato fame. Allora questa è una ricaduta. Allora, te pareva? Anche io. Ma io mi ti mangiato o non ti mangiato? No, vabbè, è capitato oggi perché sono andato da mio fratello a trovare i miei nipoti, ma se no facevo la diretta io direttamente poi. Uno spaghetto agli e uoglie. Sì, l'ho letto, Diego, ma fino a mo' fortunatamente facendo corno non ci sta nulla. Ragazzi, un bel spaghetto con pomodoro, quindi una cosa veloce, una pennetta all'arrabbiata veloce veloce. Qui alice fritta e insalata. Guarda, alice fritte. Guarda, Franci, io quando stavo a Torino ho fatto la parmigiana di alici. Hanno fatto testa e testa a Torino per mangiarsela. Cioè, ho fatto la parmigiana di alici. Alla Sindone l'ho fatti fermare tutti quanti i turisti perché guardavano questa parmigiana e dicevano: Ma che cos'è? Una parmigiana di melenzane? E io dicevo: No, signore, è una parmigiana di alici. Sono usciti pazzi, tutti quanti ad assaggiare, tutti quanti, toast con sottilette e prosciutto cotto, è pure buoni, eh. Ah, come la parmigiana di melenzane, grazie. Fai che al posto delle melenzane ci sono le alici, quindi non cambia nulla, grazie, capisci? Come fai la parmigiana di melenzane, fai quelle di alici, in effetti. Quindi non è cambia solo, diciamo, l'ingrediente. Invece della melenzana tu fai l'alice. Quindi la fai fritta e poi la fai a tipo parmigiano. Ci puoi mettere la mozzarella, ci puoi mettere diciamo, sì, sì, ho capito, Ambra. Sì, Diego sta sempre male per noi a scuola, sì, sì. Diciamo che al finale la parmigiana di Alice è buona. Domani pasta e fasulà a go-go, saluto. Mettici pure una codica Rind, Francesco, e ci stai a posto. Un po' di codica, un po' di una bella cosa pesante. Pasta e fasullo chi cozza, Francesco, pasta e fasullo chi cozza. Pasta e fagioli con le cozze, alla fine del mondo. Sì, sì. E che tu dica fa? Bravo, frate. Bravo. Ah, ma frittate con la spalla, specchi e cubette, dire dei nuovi virus. Sì, un virus della fame tenete là, cade con il virus. Logo tutto quanto un virus dell'appetite proprio. E verdure pastellate, sì, sì, meno male.
Ma che ragazzi, nessuno è mangiato stasera? Ma che state tutto live stasera? State tutti leggeri? State in quarantena tutti quanti, o io? Però state accorti a Francesco, quello si va in quarantena, Francesco si mangia tutto. Ma se arriva pure Alessandro, state accorti. Cucina tua mamma, è che te lo sei salvato, Ambra. Sparagni perlomeno ti metto a vicino alla cucina. Quindi diciamo ragazzi che state tutti quanti proprio, mamma mia, eppure sì, 9 e mezzo. Di solito a quest'ora uno dice, ah, sto bene, non sto a posto, invece qua mi pare che tutti quanti tenete fame. Dire che non tosto chi sottilette, una porzione di tiramisù, è leggera al finale, è che è il toast, ah, tieni chiuso il frigorifero a chiave, e chi se ne sfregia allora? Pure Franci te ne fatte proprio, te ne fatte le piezze. Secondo me tua moglie ti ha messo a dieta allora. Sparagni, ambra, sparagni cucinare perlomeno. Franci, ma che è successo? Che moglie ti ha chiuso il frigorifero? Guarda, che ci misi catena vicino? È chiusa la porta. E allora va buono. Vale. Oh, Franci, fai una cosa, Franci, la scusa che vai a buttare l'immondizia, te ne vai a una pizzeria e ti vai a mangiare una bella pizza. Ve la posso ammischiare sui vostri cellulari, ora mi sta accorto, Diego. Franci, dici che vai a la monnezza, la scusa della monnezza, ti vai a mangiare una bella pizza. Quando tua moglie ti domanda, ma che è tutto sto tempo? No, ho trovato amici giù. È facile, Franci, si può fare. No, Francesco, siccome la moglie gli ha chiuso un bel, ci ha chiuso il frigorifero, dice, "Ti scendi giù, con la scusa che vai a buttare l'immondizia, la prima pizzeria che trovi, ti butti dentro e ti mangi una pizza. Quando tua moglie dice, ma come mai tutto sto tempo? E ho trovato gli amici giù. Ecco qua, la scusa è fatta, Francesco. Una bella pizza, no, no, se conoscendo il soggetto ci vuole salsiccia e friariella a Francesco per preparare. Oppure salsiccia, funghi porcini e patate schiacciate, Francesco, anima. Una cosa esagerata, proprio che lì cose proprio a scassare. Una margherita con salsiccia e provola. Già sai, eh? Ya. Allora, secondo me, sapendo io a Francesco, sicuramente o salsiccia e friariello, oppure, come ho detto io, patate schiacciate, provola e funghi porcini e salsiccia. Guarda, una bomba, Francesco, questo è proprio grosso. Sì, sì, avvocate, già sapendo il soggetto, Francesco, figurati, essendo un napoletano doc, quindi sicuramente sa mangiasse. Francesco, io ci penserei, quindi prendi tutta l'immondizia che ci sta a casa e vai. Dice, mo vengo, vado a buttare l'immondizia. La prima pizzeria tutta la rin. E a boniti. E se no ti ha fatto doppione la chiave del frigorifero, te lo prendi? La Russia ha chiuso il confine con la Cina. Sì, sì, Diego, pure la moglie di Francesco ha chiuso il confine con la cucina. Tutti e due hanno chiuso qualche cosa. Quindi la Russia ha chiuso i confini con la Cina, Francesco, e tua moglie ha chiuso il confine con la cucina. Chi se ne sfreggia? Francesco, fatti dare la chiave. Dice, non posso venire alla cucina, sì, stiamo a posto. Stasera è stato tutto quanto, nessuno non mangia qua. L'estate che è bello mangiare la mia passione, sì, sì, tutto quanto, proprio è stato tutto bello proprio. Ma pare che nessuno mangia qua, eh. Margherite, salsicce, friarielle, chi tosto con sottilette, prosciutto cotto, mamma mia. Chissà, non è, chissà, questo sarebbe un video di medio, no? A volte i miei video vanno oltre. Diciamo, questo qua deve essere un video di medio. A me mi pare che un video di cucina, mi pare. La panza è piena, lupus, quindi è mangiata, a posto. Avvocatello te ne fame, Francesco te ne fame.
Dia che si è mangiato un toast solo per un pochi di tiramisù, Ambre sta cucinando sua mamma, e non macello allora. Sì, sì, l'ho mangiato un sacco di volte, è buono. Ci vuole l'esorcismo su queste cose, no, no, ci vuole una bella cucina apparecchiata, no, no, non ci vuole l'esorcismo, dico, ci vuole una bella tavola imbandita. Guarda, immagina al centro del tavolo salsicce e patate, poi funghi porcini, bel pollo, una bella margherita, un po' di stuzzichini qua e là, quindi melenzane arrostite, zucchine alla scapice, diciamo un po' di tutti questi contornini. I carciofi imbottiti, adesso stanno i carciofi, ragazzi, qua usiamo farli imbottiti con la carne macinata, quindi di spaghetti da pomodoro, ah, lo posso addirittura, e gli state proprio a versione grave, tutto quanto, eh. Oppure un bel, oh, Frangi, un bello spaghetto col cacio e pepe, ah, Frangi pure, è una cosa leggera, giusto per fare un po' con stomaco. Una carbonara, ragazzi, a quest'ora ci dice la carbonara dopo mangiate, capì? Quella serve per digerire. Mamma, stiamo proprio tutti quanti, proprio... Ma siete sicuri che avete mangiato, ragazzi? Frange, Fanelli, piano piano. Ciao a tutti, ragazzi. Sì, sì, siamo messi tutti bene, diciamo, tutti quanti che si muoiono di fame al finale. Quindi diciamo che i ragazzi stiamo tutti quanti proprio belli belli, quindi tutti quanti morti, diciamo, di fame. Avvocatello te ne fa, Francesco te ne fa, si arriva pure Alessandro, secondo me, quatti si belli. Quatti, avvocatello, fu corsi napolitani comunque. Non si può, davvero, stiamo tutti aggravati. Quindi, ragazzi, tutti quanti in cucina a mangiare e buonanotte. Quindi, diciamo che secondo me stasera tutti quanti zitti zitti, belli piano piano. Al finale chi apre il frigorifero, chi apre la cucina, chi apre di qua. Al finale, secondo me, stasera tutti quanti come stacco la diretta, chiunque da cucina, vola a vola. Ah no, sì, Diego, sono convinto, io mo che chiudo qua, tutti quanti. No, ancora non ho mangiato. Franci, no, non ho mangiato ancora, quindi io devo ancora mangiare perché mo sono tornato, quindi ho fatto una diretta. Grazie Ambra, quindi non ho mangiato, quindi sono tornato poco fa, quindi ho fatto prima la diretta e mo vado a mangiare comunque. Quindi non so cosa mi mangio, ma si mangia. Ciao Olivia, buonasera. Sì, Lupus, sì, sì, io ancora non ho mangiato, quindi non so come voi che avete mangiato e volete rimangiare, quindi io vado a mangiare per la prima volta. Sì, Diego, fatti difendere, tu puoi difendere. Però chi che da difendere è Francesco, mo. Secondo me Francesco piano piano scende e va andare alla pizzeria. Dice, ma che gli dà la monnezza? E poi arriva subito e dice, ma dove sei stato? No, con gli amici. Ah no, Francesco, la tecnica è buona. Sì, sì, in effetti io non sono magro, ragazzi. Lupus è fatta la cena leggera. Sì, sì, Diego, vedi che no, fa pena a me. No, no, Francesco, io la porta ce l'ho aperta, quindi se vuoi venire, piglia la macchina e vieni. Male che va, uno spaghetto col pomodoro a mezzanotte ce lo facciamo, quindi non è un problema. Sì, sì, sono io, perché non credo che sia un altro questo, no. No, no, sono io, signora. Quindi diciamo che un bel spaghetto, Francesco, se vieni, ci facciamo un bello spaghetto e pomodoro, quei pomodorini, diciamo che si può fare. Quindi accende la macchina e vieni, Francesco, Salerno, 40 minuti e stai qua. La persona che parla di soldi nel video sono io. Diciamo che mi pare che sono io. Forse un po' più cicciottello, diciamo, ma al finale sono sempre io, quindi non credo che è cambiato.
Grazie, ma non ci vedo dalla fame. Voglio qua perché nessuno è mangiato. Non è che non ci vedi. Francesco, io ti ho invitato, quindi se vuoi vieni. Poi non dire che non ti ho chiamato. Io ho detto vieni qua. 40 minuti posso aspettare, un'ora massimo possiamo aspettare. Appicciamo tutti i caccavelli e vai, va, spaghetti e pomarole. Tanto tu stai sazio, di quanto te ne hai mangiato? Tereset, ciao Tereset. No, non lo so, io di solito mi conoscono, perciò ho detto sono sempre io. A me non arrivano più i bottoni dei pantaloni. E vabbè, ti compri un'altra taglia più grande. Sì, sì, no, no, io sto bello cicciottello, ragazzi, quindi diciamo metto a dieta anche se sta parola, diciamo, ciao Dennis, anche se sta parola è un po' brutta, la verità, già dire dieta già non mi piace. No, no, ringraziando Dio sono grosso dappertutto io, quindi non è la pancia, è proprio sono grande io. Guarda, non lo so, Dennis, ti dico una bugia, anche perché non ci sono stato oggi, che sono stato da mio fratello, quindi mo sono ritornato, quindi ti dico una bugia. Penso di sì, comunque, perché comunque ultimamente tutti quanti, Ambra, Avvocatella, Livia, tutti quanti voi, comunque li stanno facendo i like, quindi credo di sì. Ciao Giuseppe, sì, sì, signora Carla, sì. Diciamo che secondo me stanno aumentando i like. Sì, sì, in effetti io non è, io sono proporzionato al mio peso, diciamo. No, secondo me, ragazzi, fare la dieta al sud Italia è impossibile, mo, a parte gli scherzi, secondo me da noi a sud è tosta fare la dieta. Poi, non lo so, allora, diciamo che secondo me, per noi amanti del cibo, è difficile veramente. Poi non lo so per il nord, ma è così. Io sinceramente, perché come Francesco, come Avvocatella, a noi piace mangiare, quindi è un problema, lo so, e uno dice, vabbè, è un po'. E vabbè ragazzi, un po' di carne in più non fa male. Tanto, come diciamo noi, non mi piace bella a nessuno, quindi va bene così, quindi è bello un magnano, no, Francesco? Ah, cantava Mario Merola. Sì, sì, Ambra, sì, sì. Quindi diciamo ragazzi che mo vado a mangiare, quindi mo se permettete, grazie Vince, stavolta vado a mangiare io, grazie Diego, quindi voglio, Franci, 40 minuti tiene. Beh, no, no, diciamo che più tardi faccio la live, però dopo faccio pure un'altra per vedere il coronavirus. Se ricordo bene, ho nascosto un coniglio nello stanzino, Wanam. Grazie, Ambre. Che mangi? Non lo so, Diego, ti dico la verità. Ti dico una bugia, non lo so. Apro il frigo e vedo che cosa posso fare. Quindi pure uno spaghetto capo, un marolo, Diego, me lo posso fare a volo a volo. Quindi ti dico una bugia. Sono arrivato poco fa, quindi ho fatto prima il video che volevo fare in media, adesso vado a mangiare perché mo tengo fame. Sì, Lupus, sai che cos'è? Sono stato da mio fratello, così, qua là, così, ho perso tempo e mo quello che trovo, quello mi mangio, ragazzi. Non lo so, ma non sono tanto bello per il finale, quindi diciamo che sono normale. Quindi diciamo, ragazzi, stasera ho fatto le zeppe, le fritte erano buonissime. Vedi, siamo mandati due, Livia, tu, eh? Mandavi una a me, una a Francesco, una a Vocatella, diciamo, potevi anche mandarla. No, sì, Diego, guarda, non è il mio problema proprio mangiare. Non me lo sono mai fatto un problema sul mangiare. Grazie, Ambra. Sì, sì, non ti preoccupare, una forchettata pure per te, Franci. E l'amicizia a cosa serve, se no? Diciamo che a finale, Franci, darò una botta pure per te, va? Così l'amicizia conta. Poi io ti ho detto, 40 minuti stai a Salerno, quindi se vuoi la porta è aperta. Sì, no, io c'ho i pomodorini quelli là piccolini piccolini, quindi olio, aglio, peperoncino, butti i pomodorini, butti un attimo gli spaghetti, li saltelli e buonanotte, voglio. E ci scassiamo. Quindi stai a tempo ancora, Francesco.
Quindi se vuoi puoi venire, non è un problema. Barco, ti dice a tua moglie vado un attimo a Salerno, venga subito. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo per la nottata della live perché a stufo che non esce. Diciamo che sempre lo becco, però non ne lo sapere. Domenica metto il ragù fuori. Da te ci vogliono 4 ore di macchina, non ce la fai allora, Diego, non aspetto 4 ore. Posso aspettare a Francesco perché abita vicino, quindi Francesco se si mette a camminare qua, 40 minuti sta qua. Ragazzi, buon appetito a tutti, mo chiudo qua tutti quanti sicuramente, ho la scusa tutti quanti in cucina, quindi già so. Avvocatello da cucina, Ambra da cucina, Francesco da cucina, con la scusa tutti quanti ho mangiato leggero. Vabbè, stasera tutti quanti hanno mangiato, no, 4 km dalla stazione in effetti, quindi vicino, sì. In effetti, so dalla stazione a qua, adesso non ci sta traffico, ci vogliono 5 minuti di macchina, quindi a volo a volo. Vabbè ragazzi, se permettete, mo vado a mangiare. Grazie signora, grazie. Grazie signora, grazie. Quindi sì, voglio, io vado a mangiare. Quindi se permettete, buona serata a tutti, ci sentiamo dopo, oppure stanotte, oppure ci sentiamo rimane. A me fanno un pullman, a me fa sì, un pullman per venire qua. Ciao ragazzi, ciao. Grazie Lobos, ciao Francesco, ciao Ambra, ciao Diego, ciao Avvocate, ciao, sì sì, grazie.